I genitori sono i custodi della vita dei figli che hanno l'obbligo di proteggere. È quanto scrivono i giudici del Tribunale di Padova nella sentenza che motiva la condanna a 2 anni ciascuno emessa nello scorso giugno a carico di Lino Bottaro e Rita Benini, i genitori di Eleonora, la 17enne di Bagnoli di Sopra, che ammalata di leucemia non venne curata con le chemioterapie proprio per scelta dei due coniugi. La ragazza morì nel 2016 e venne sottoposta a cure con il cosiddetto metodo Hammer. Invece, scrivono i giudici, il padre e la madre avrebbero avuto il preciso dovere di attivarsi per garantire alla figlia il diritto primario, quello di vivere, mentre, proseguono, hanno fatto tutto quanto era in loro potere per sottrarre Eleonora alle cure che la potevano guarire, sia negando il consenso che giuridicamente spettava loro esprimere, sia lasciando Eleonora in una falsa convinzione di guarigione. Sottrarre la figlia, prosegue la sentenza, all'unica cura che la scienza medica conosce e che fortunatamente ha anche una elevata possibilità di successo, non è una scelta che risponda a prudenza e perizia.